Tornano le giornate FAI d'autunno. Ad Agrigento porte aperte al comando provinciale dei Carabinieri. Messaggio dell'arcivescovo Alessandro Damiano a Monsignor Reina. Alla chiesa di San Nicola ai Templi una messa di preghiera e la recita del Rosario per la pace. Un flop l'isola ecologica mobile a Fontanelle. Festa dell'amicizia della democrazia cristiana a Ribera e festa dell'unità a Campobello di Licata. Ergastolo per l'omicidio dell'agente Nino Agostino e della moglie in gravidanza. Calcio e basket per lo sport. Bentrovati da TVA Notizie. Giornate FAI d'autunno, sabato 12 e domenica 13 ottobre. Ad Agrigento sarà interessante la visita della caserma dei Carabinieri Biagio Pistone per conoscere anche le attività che svolge ogni giorno l'Arma dei Carabinieri, come dice il comandante provinciale colonnello Nicola De Tullio. Bene, tornano le giornate FAI, quindi riscopriamo insieme il senso di comunità, apriamo la caserma dei Carabinieri, quindi torna il rapporto fondamentale tra istituzioni e associazioni, tra pubblico e privato, e poi abbiamo pensato anche a un giro nell'Agrigento araba, è un giro che ricorda anche la FAI Marathon. Cominciamo le giornate FAI d'autunno con la FAI Marathon e poi la nostra invidiabile, e bellissima Colimbetra. Questi sono i beni che offriremo, 12 e 13, dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 17, quindi l'invito che faccio: partecipate tutti. Sì, l'iniziativa che si svolgerà sabato 12 e domenica 13 ottobre si inquadra in una collaborazione che è nata sin dal 2019 tra il FAI nazionale e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per cui anche il Comando Provinciale di Agrigento aderirà a questa iniziativa, aprendo la propria sede storica alla visita dei cittadini, dei turisti e anche degli studenti. Quindi sarà possibile visitare questo Palazzo Vadalà, che è un palazzo del Novecento, che è sottoposto a un vincolo della Soprintendenza di Agrigento, ma sarà possibile anche conoscere meglio le attività che svolgono i carabinieri in questo palazzo e sul territorio. Quindi saranno rappresentate le nostre iniziative per il controllo del territorio, per la tutela del paesaggio, quindi la tutela forestale, ambientale e la tutela del patrimonio culturale, che è una delle attività che l'Arma svolge in maniera importante nella provincia di Agrigento. Cosa rappresenta per l'Arma dei Carabinieri l'apertura al pubblico della caserma Biagio Pistone? Rappresenta uno degli obiettivi che perseguiamo da tempo. La caserma è stata anche sede di un'esposizione nata dalla collaborazione con il Museo Griff, quindi con il Parco Archeologico della Valle dei Templi. Torniamo a parlare della prossima nomina a cardinale di Baldo Reina, al quale ha scritto l'arcivescovo di Agrigento, Arturo Cantella. L'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, ha indirizzato a Monsignor Baldo Reina, vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, il seguente messaggio. Carissimo Don Baldo, la Chiesa agrigentina ha gioito alla notizia della tua nomina cardinalizia. La scelta di Papa Francesco è un segno di attenzione alla tua persona per il servizio svolto in questi ultimi anni nella diocesi di Roma. Questa ulteriore tappa del tuo cammino rinnova in noi il senso di gratitudine per il servizio pastorale offerto con impegno e passione alla Chiesa di Agrigento. Desideriamo, conclude Monsignor Alessandro Damiano, farti giungere insieme al mio caloroso augurio la preghiera per il tuo ministero episcopale, per l'impegno ecclesiale accanto al Santo Padre a favore di tutta la Chiesa. La notizia che il Santo Padre ieri ha reso pubblica durante l'Angelus mi ha colto di sorpresa. Il mio desiderio è di continuare a servire questa Chiesa, di servire tutte le persone che la abitano, le parrocchie, i sacerdoti. Ecco, proverò a mettermi a disposizione di tutti per annunciare a tutti il Vangelo della misericordia, per essere per tutti immagine del buon pastore. So che mi attende una missione non facile, perché la nostra è una città bella ma estremamente complessa e purtroppo segnata da tanti disagi, da tante difficoltà. Ecco, non ho la pretesa di
dare una risposta a tutti, ma vorrei essere per tutti un segno che l'amore di Dio è visibile, si rende presente, lo fa anche attraverso noi poveri pastori. Ecco, ringrazio per la fiducia il Santo Padre e ringrazio tutti coloro che in questa diocesi, nel silenzio, nel nascondimento, fanno tanto perché il Vangelo arrivi a tutti. Ecco, desidero incontrarvi, questo è quello che sento di dirvi in questo momento, insieme alla richiesta di tante preghiere per la mia vita, per la mia povera vita, perché sono consapevole di tanti limiti che mi appartengono e quindi posso soltanto affidarmi alla misericordia di Dio e alla vostra preghiera. Alla chiesa di San Nicola ai Templi una messa e la recita di un rosario per la pace. Margherita Trupiano. Don Lillo Argento, oggi in occasione della festività della Madonna del Rosario nella chiesa di San Nicola, una messa per la pace e anche un rosario. Lei ha detto c'è urgenza di pregare per la pace. In questa chiesa di San Nicola ogni lunedì un nutrito gruppo di fedeli si riunisce per la recita del Santo Rosario, ormai da diversi anni. In questo 7 ottobre, lunedì dedicato alla memoria della Beata Maria Vergine del Rosario, abbiamo voluto accogliere l'appello del Santo Padre, un appello rivolto naturalmente a tutta la Chiesa diffusa in tutto il mondo, per pregare per la pace, una giornata anche di digiuno. Ecco, ci siamo riuniti e con un nutrito gruppo di fedeli questa sera ha pregato perché in questi momenti difficili, l'ora è buia, ecco, invochiamo la pace dal cuore immacolato di Maria, perché questo mondo, questa Europa ritrovino le vie della pace e dell'umana concordia. Peraltro è stato veramente molto bello, ho sentito come un brivido nel cuore dare la benedizione finale a tutti, mentre dalla chiesa di San Nicola, dall'altare, si vede il Tempio della Concordia illuminato e le parole che dicevo nella benedizione finale, perché tutti possiamo ritrovare lo spirito di concordia. La Vergine Maria ci aiuti a trovare a noi e al mondo intero lo spirito della concordia. L'isola ecologica mobile di via Alessio Di Giovanni a Fontanelle è soltanto un cassone inutile. Vediamo. La raccolta dei rifiuti presso l'isola ecologica di via Alessio Di Giovanni ad Agrigento è un autentico flop, una grande presa in giro, insomma. Non si può definire diversamente. Coloro che questa mattina a Fontanelle, nell'orario indicato, ovvero dalle 9 alle 11, si sono recati nell'apposita isola ecologica, hanno trovato un grande cassone praticamente inutile che non serve alle esigenze delle famiglie, visto che per disfarsi di una semplice valigia bisogna telefonare al comune per il ritiro a casa. Questo perché l'isola ecologica Fontanelle serve solo a raccogliere rami e fogliame. Da qui la grande presa in giro per la gente civile che non vuole gettare i rifiuti per strada, come purtroppo fanno molti sporcaccioni, ma non viene però agevolata dal comune, che non fa proprio nulla per agevolare le persone educate. Il competente assessorato comunale e il competente assessore al ramo dovrebbero correre ai ripari e darsi da fare e magari chiedere scusa ai cittadini che questa mattina hanno perso il loro tempo recandosi inutilmente all'isola ecologica di via Alessio Di Giovanni. Signora, lei parlava, siamo persone civili, vorremmo quindi gettare i rifiuti nei posti giusti, ma qui a Fontanelle l'ha presa in giro questo carrozzone inutile. È inutile, infatti abbiamo tante cose, abiti usati, metalli e purtroppo non sappiamo dove buttarli. Lei è venuta stamattina per buttare abiti usati. Una cosa, questo non c'entrano, vero? Quindi praticamente a Fontanelle hanno detto di questa postazione mobile che serve solo per i rami secchi. Sì, per la raccolta delle foglie e dei rami secchi. Quindi anche una valigia bisogna chiamare il camion a casa. Sì, e quindi è un costo in più e anche un ingombro in più. E quindi una vergogna in più, diciamo. Infatti. A novembre
A Ribera la festa dell'amicizia della democrazia cristiana con i congressi donne e giovani. La festa dell'amicizia della democrazia cristiana quest'anno si svolgerà dall'8 al 10 novembre a Ribera. 3 giorni di convegni, incontri, dibattiti, tavoli tematici che vedranno la partecipazione di esponenti nazionali e regionali della politica, dell'imprenditoria e del volontariato. Tra i temi che verranno affrontati durante questa edizione l'agricoltura, gli enti locali, il federalismo fiscale, il turismo. Durante la festa dell'amicizia si svolgeranno anche congressi regionali, donne e giovani, al termine dei quali verranno elette le rispettive segreterie. L'inaugurazione della kermesse avverrà venerdì 8 novembre alle ore 18. Quest'anno abbiamo deciso di organizzare negli stessi giorni, sempre a Ribera, 2 congressi, quello delle donne e dei giovani, per riaffermare, se ce ne fosse bisogno, la forte rappresentanza che hanno nel nostro partito, dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC. Anche quest'anno Ribera è pronto ad accogliere il popolo della democrazia cristiana, dichiara l'onorevole Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Ars e segretario regionale e organizzativo del partito. Durante la 3 giorni è attesa una grande partecipazione non solo da parte degli iscritti, ma anche di chi sta avvicinando adesso alla politica e soprattutto dei giovani. Gli spettacoli serali si svolgeranno in piazza Giovanni XXIII, dove sarà allestito un palco, sarà presente lo street food e la fiera delle eccellenze agroalimentari. La democrazia cristiana si confronterà e promuoverà riflessioni e programmi utili per continuare a costruire la nostra idea di futuro per i giovani e le donne, questo quanto dichiarato dal segretario regionale del partito in Sicilia, Stefano Cirillo. Festa dell'Unità a Campobello di Licata. Arturo Cantella. Simone Di Paola al via venerdì prossimo a Campobello di Licata alla festa provinciale dell'Unità. Sarà un momento in cui si tornerà a parlare di politica dopo qualche sosta che c'è stata precedentemente. Sì, noi abbiamo voluto fortemente riportare ad Agrigento, dopo diversi anni di assenza, la festa provinciale dell'Unità, la festa della Federazione Provinciale di Agrigento, e l'abbiamo voluta a Campobello perché Campobello è una realtà storica, gloriosa per la tradizione democratica e progressista della nostra provincia. Ripartiamo da un territorio importante, saranno 3 giorni molto intensi all'insegna del confronto aperto, inclusivo, sui grandi temi della crescita, dello sviluppo socio-economico e culturale. 3 giorni in cui proveremo a gettare le basi per la costruzione di una visione di alternativa allo stato di morte profonda in cui questo territorio è stato condannato dalle destre. 3 giorni in cui le migliori espressioni di questo territorio, della politica, del sindacato, dell'associazionismo, dell'imprenditoria, delle forze sane, si confronteranno con l'obiettivo di offrire a questo nostro territorio un altro punto di vista, un altro angolo visuale distante anni luce dalla mala politica che sta governando Agrigento e la Sicilia da troppi anni, con l'obiettivo di costruire dal basso quel famoso campo largo dell'alternativa di cui tanto si parla e che oggi il Partito Democratico deve mettere al centro della sua agenda. Allora, ricordiamo che lo fate a Campobello di Licata. Come mai avete scelto proprio Campobello di Licata? Perché Campobello rappresenta una delle pagine più belle e più pulite della comunità democratica di Agrigento, perché ha dato grande prova di sé nel corso delle ultime consultazioni amministrative, gettando il cuore oltre l'ostacolo e dando un segnale di unità e compattezza all'intero territorio della provincia di Agrigento. Campobello è un simbolo ed è il simbolo di un partito che si apre alla società civile, che costruisce buona politica, e quindi con gli amici e compagni di Campobello vogliamo lanciare un messaggio a tutta la provincia. Quella è la strada giusta da percorrere: apertura, inclusione, coraggio nel portare avanti la propria identità, la propria connotazione politica e culturale,
e da lì vogliamo ripartire per costruire quell'alternativa di cui questo territorio sente un gran bisogno e rispetto alla quale non c'è più tempo da perdere. Il sindaco di Camastra, Dario Gaglio, dopo le 2 lettere di minaccia a lui indirizzate, ha ricevuto la solidarietà di Forza Italia. A rivolgere al sindaco Gaglio la solidarietà del partito sono stati gli onorevoli Riccardo Gallo, vice coordinatore regionale, e Margherita La Rocca Ruvolo, coordinatrice provinciale di Forza Italia. Per il sindaco di Camastra, intanto, dopo la pesante intimidazione, è stata disposta una sorveglianza generica. Ergastolo per Gaetano Scotto, accusato dell'omicidio dell'agente Nino Agostino e della moglie in gravidanza. La sentenza della Corte di Assise di Palermo dopo 7 ore di Camera di Consiglio. È un inizio di verità per l'Italia, perché le stragi di Palermo e le stragi d'Italia hanno iniziato di casa mia. Condanna all'ergastolo per Gaetano Scotto, accusato dell'omicidio dell'agente di polizia Nino Agostino, ucciso con la moglie Ida Castelluccio il 5 agosto del 1989 a Villa Grazia di Carini. La sentenza è stata emessa nelle scorse ore dalla Corte d'Assise di Palermo, presieduta da Sergio Gulotta. È stata così accolta la richiesta della Procura Generale di Palermo. In aula la procuratrice generale Lia Sava con i procuratori generali Nico Gozzo e Umberto De Giglio. Assolto invece l'altro imputato Francesco Paolo Rizzuto, accusato di favoreggiamento aggravato. È stata la stessa procura generale a chiedere l'assoluzione. Il padre dell'agente, Vincenzo Agostino, dal giorno dell'agguato non tagliò mai più la sua barba in attesa di avere giustizia. Eppure Vincenzo è morto lo scorso aprile in attesa ancora di conoscere la sentenza. La moglie, Augusta, era morta 5 anni prima. A portare avanti la battaglia per la verità a distanza di 35 anni sono state le figlie Nunzia e Flora e i nipoti, tutti presenti in aula. Durante il processo è emerso che il poliziotto Agostino, che all'epoca era in servizio al commissariato di San Lorenzo di Palermo, raccoglieva informazioni sui latitanti nel territorio del mandamento di Resuttana, un fatto importante da risultare decisivo nella valutazione di quella che deve essere la responsabilità di chi faceva parte di questa compagine criminale, hanno spiegato le difese di parti civili durante le arringhe. Non ci sono state repliche né della Procura Generale né della difesa prima che i giudici entrassero in Camera di Consiglio. In passato il boss Nino Madonia era stato giudicato in un procedimento parallelo con rito abbreviato, adesso sul banco degli imputati. Gaetano Scotto, suo stretto collaboratore, per il quale la Procura Generale nelle settimane scorse ha proprio chiesto l'ergastolo. Per la difesa di Scotto non si sarebbe trattato di un omicidio di mafia, ma il delitto sarebbe stato di ben altra natura, che trae origini da ben altri rapporti, elementi che porterebbero all'assoluta mancanza di prova nei confronti di Gaetano Scotto. Per tali motivi concludo così il suo legale, chiedendo l'assoluzione di Scotto per non aver commesso il fatto contestato, ma le parole del legale Scozzolà non hanno retto la decisione della Corte d'Assise, è stata una ergastolo. E grazie alla magistratura onesta, principalmente alla magistratura onesta, questa vittoria è di loro, ma principalmente mio figlio, che non si è mai fatto corrompere da nessuno e ne vado fiero. Oggi questa sentenza per me è una grande gioia. Ci sono voluti veramente tanti anni e non è stato giusto per aspettare così tanto la mia famiglia, per soffrire così tanto i miei nonni e farli morire senza avere questa verità e giustizia per la quale si sono battuti per tutti questi anni. Però è solo grazie a loro che noi siamo qua ed è veramente... È stato la cosa più bella è stato avere tutte persone che amano me, la mia famiglia, averci accanto, avere tutti questi ragazzi, tutti questi studenti che ci hanno accompagnato da tanti anni. Si avrebbe tagliato la barba e penso che ce la stiamo tagliando metaforicamente tutti per lui.
Io poi mi sentirei anche di lanciare un appello a Ascolta e Madonia, ovvero di collaborare, di fare luce su ancora i punti oscuri che ci sono sul caso di mio zio, di pulirsi la coscienza e di dare pace ai familiari di vittime di mafia. Per l'appunto oggi non è stata una verità completa, una giustizia completa, e tocca a me, tocca a tutte le persone che oggi erano qui presenti e presenti anche metaforicamente con noi, a continuare ad avere una reale verità e giustizia per Nino e Ida, perché ancora ci sono tanti punti scuri nel caso di mio zio. Aspettiamo di sapere chi sono i mandanti esterni a Cosa Nostra che hanno tradito e ucciso mio zio. Ora c'è da capire che fine abbiano fatto i documenti che erano di mio zio, che erano nel suo armadio, perché è stato ucciso effettivamente, che lavori faceva col dottore Falcone. Tante domande che mio nonno ha chiesto per 35 anni, che noi continuiamo a chiedere. Alla Camera di Commercio di Agrigento il punto d'impresa digitale. Arturo Cantella. Al via questa mattina presso la Camera di Commercio il punto d'impresa digitale per le imprese agrigentine. Ecco, spiegaci meglio di cosa si tratta. Allora, il punto impresa digitale è uno strumento delle Camere di Commercio d'Italia e dunque di quella di Agrigento per poter indirizzare le aziende verso le nuove tecnologie. Adesso stiamo traguardando il 5G che porta con sé il Web 3, dunque l'immersività, la blockchain e tutto quello che riguarda queste tecnologie. Attraverso lo sportello aiutiamo le imprese a conoscere questi strumenti. Attualmente stiamo portando avanti un corso sull'immersività e tra poco avremo anche dei risultati del premio Top of the PID a livello nazionale. Vengono premiate le aziende che hanno saputo interpretare al meglio la tecnologia uscente. Stiamo vedendo un'ampia partecipazione di gente a questa iniziativa, segno che è molto interessante e innovativa. Soprattutto per i giovani e i ragazzi, perché il mondo del lavoro sta cambiando sempre più velocemente e dunque acquisire già in età giovane queste skill gli permetterà di poter entrare nel mondo del lavoro in un modo più convinto. Parliamo di questa iniziativa che sta avendo tanto interesse, il punto di impresa digitale per le imprese agrigentine organizzate qui alla Camera di Commercio. Sì, già da diversi anni l'azienda in collaborazione con la Camera, in quanto braccio destro operativo, ha affidato i vari progetti dei fondi perequativi. Il punto impresa digitale proprio in questa giornata di lavoro dà la possibilità alle nuove generazioni di poter sviluppare e di poter avere la possibilità di capire come il mondo va nell'era digitale. Ecco, che consigli dare a chi si vuole cimentare in questo corso di aggiornamento punto di impresa digitale per le imprese della nostra provincia che oggi ha inizio qui alla Camera di Commercio? Intanto io consiglierei alle imprese di iscriversi, cioè seguire le nostre iniziative attraverso la nostra pagina web. Perché sicuramente il punto impresa digitale dà tante opportunità quindi alle aziende. Ricordo che ci sono delle manifestazioni di interesse che sono state già pubblicate sulla nostra pagina, che riguardano dei corsi di formazione, appunto, che sono per il web 3, poi abbiamo per l'intelligenza artificiale che già sono stati avviati e quindi attraverso abbiamo praticamente il supporto dell'azienda Holymind, quindi che è un'azienda prestigiosa. Ma a parte questo noi ricordiamo tutta una serie di concorsi, per esempio il concorso Top of the PID, che è un concorso che permette alle aziende che si sono distinte, quindi nel territorio, che hanno dei progetti innovativi, quindi per la sostenibilità, di concorrere a livello nazionale con altre aziende. E possiamo dire veramente con grande orgoglio che un'azienda è già stata selezionata, quindi è arrivata in finale, ed è l'azienda SNIRC SRL, che nasce da un'idea di un nostro imprenditore, quindi un imprenditore del nostro territorio, e aspettiamo quindi a breve anche l'esito della competizione a livello nazionale e speriamo di poterla avere alla premiazione della fiera del Maker Fair, che è a Roma, che è la fiera dell'innovazione.
A proposito del Maker Faire, io vorrei invitare quindi le aziende che hanno appunto delle best practice per l'innovazione, la sostenibilità e nella innovazione digitale, di contattare appunto Impresa Digitale per poter far conoscere il proprio progetto al Maker Faire. Quindi avranno, chi vorrà farlo potrà avere sostegno del punto Impresa Digitale, quindi con il Digital Specialist Fabio Cimino, con il Digital Promoter Alessandro Carciato, che sono a disposizione, e se vorranno potranno essere anche aiutati a fare un video promozionale. Quindi diciamo che abbiamo una serie di servizi e che quindi invito tutti a usufruire del punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Agrigento, che tra l'altro si sta apprestando a potenziare i propri servizi. E adesso parliamo dell'assurda vicenda che riguarda il costo dei biglietti aerei, il prezzo dei voli, appunto, tra proteste, minacce e i soliti discorsi purtroppo inutili. Il punto è sempre lo stesso, i voli in Sicilia e il loro prezzo assai alto. Il CEO di Ryanair, intanto, Eddie Wilson, ricatta la regione Sicilia, territorio nel quale la sua azienda fa grandissimi guadagni facendo pagare carissimi voli ad ogni festa comandata, ed è un fatto intollerabile per tutti i consumatori siciliani a prescindere dal loro colore politico. Ryanair chiede la cancellazione di una tassa per restare pienamente operativa in Sicilia e minaccia così di spostare i propri aerei in altre regioni italiane in cui questa tassa è già stata cancellata. Wilson afferma però che non è un ricatto, ma nessuno è così stupido da non capire che lo è a tutti gli effetti. Queste sono le parole di Federconsumatori Sicilia. La minaccia di Ryanair, la compagnia aerea low cost più grande d'Europa, di ridurre o sospendere voli da e per la Sicilia sta destando forte preoccupazione. L'amministratore delegato della compagnia ha chiesto l'abolizione della tassa addizionale di 6,5 euro per passeggero applicata negli aeroporti siciliani. In caso contrario, Ryanair sarebbe pronta a spostare i propri aerei in altre regioni italiane o addirittura all'estero. Ogni anno Ryanair mette in atto la stessa strategia, commenta però il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa, facendo richieste economiche con la minaccia di spostare gli aerei altrove. Il piano regionale di rimborsi per i voli troppo costosi è un fallimento, ma ciò non vuol dire che Ryanair abbia ragione e che possa ricattare impunemente i siciliani. La Rosa ha anche sottolineato che nel giro di pochi giorni lo stesso volo Ryanair può passare da 14,99 euro a oltre 150, e questo è pura speculazione sul prezzo, sfruttando la mancanza di mezzi di trasporto alternativi per collegare la Sicilia all'Italia continentale. Il problema dei voli e della speculazione sui prezzi in Sicilia ha suscitato così la reazione di Aereo Italia. Wilson dice che siamo troppo piccoli, ma dimentica di dire che con 16 aerei in Sicilia abbiamo trasportato oltre 1 milione di passeggeri, togliendoli a Ryanair malgrado facciano dumping, ha dichiarato intanto Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aereo Italia, puntando così il dito contro la dominanza di Ryanair e i contributi ricevuti dagli aeroporti siciliani. Il governo siciliano guidato dal presidente Renato Schifani si trova ora al centro di una disputa che coinvolge la politica dei trasporti aerei e la tassa che grava sui passeggeri. Mentre Ryanair minaccia di ridurre la propria presenza, Schifani deve però volare a Roma, non per chiedere che si taglino le tasse a Ryanair, ma per parlare proprio con Salvini, Urso e con l'ENAC per organizzare un piano voli di lungo periodo che preveda un aumento dei voli durante le festività e i giorni critici, ancora detto La Rosa. La battaglia per il futuro dei trasporti aerei in Sicilia è dunque tutt'altro che chiusa, con i consumatori e le aziende che chiedono soluzioni strutturali che garantiscano tariffe eque e un miglior servizio per i cittadini. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria, torniamo tra poco. Inaugurata a Raffadali la nuova sede del CIPIA,
Ci sono le interviste di Arturo Cantella. Inaugurato a Raffadali il punto di erogazione del CPI Agrigento nei locali della ex scuola materna Pinocchio, dove saranno attivati corsi di alfabetizzazione di primo livello. A tagliare il nastro la nuova dirigente scolastica del CPI di Agrigento Antonella Ottilla e il sindaco della città Silvio Cuffaro. Ringrazio tantissimo l'amministrazione comunale nella figura del sindaco, ma di tutta l'amministrazione, nonché il personale docente e non docente della scuola e questi ragazzi meravigliosi che hanno bisogno di colmare un gap, il gap dell'educazione linguistica, perché sappiamo che il primo bisogno primario veramente nella scuola è quello di sapere leggere e scrivere. I nostri ragazzi hanno bisogno di uscire da qui con un gap colmato, magari la rifacciamo dopo se vuole. Che corsi verranno attivati? Verranno fatti un corso di alfabetizzazione e 2 corsi di primo livello. Vuol dire che i ragazzi prima impareranno a leggere e scrivere con il corso di alfabetizzazione, poi faranno un percorso anche di matematica, di lingua straniera e di italiano per fare gli esami a fine giugno di terza media. E quanti sono partecipanti? Ma noi abbiamo 27 ragazzi per corso, quindi per 3 classi, veda lei, abbiamo veramente numeri importanti. A Raffadali non poteva restare fuori dal circuito dell'educazione culturale dei nostri ragazzi perché non sapevamo effettivamente dove collocarli. Qui abbiamo trovato un'ottima sede, la disponibilità appunto del mio personale scolastico, quindi speriamo di aver incanalato la giusta strada. I ragazzi seguono lezioni? Sempre, fanno un patto formativo con noi e quindi si impegnano nel patto formativo individuale a frequentare, hanno ovviamente un monte ore di assenza che possono fare, ma se non raggiungono l'obiettivo il diploma non viene fatto, quindi non viene scaturito. L'integrazione, io non parlo di integrazione, io parlo di immersione. A me serve che questi ragazzi quando escano fuori non vengano visti come degli stranieri inopportuni, ma vengono considerati come facenti parte di una comunità in cui si vogliono inserire costruttivamente, assolutamente. E con la lingua la prima cosa, io dico se lei la mettessero in una classe cinese per un giorno, cosa farebbe dopo? Impazzirebbe. Noi qui invece gli insegniamo ad essere parte di una società, la società in cui vivono per ora, che è una società italiana, quindi la lingua italiana deve essere colmata. Io sentivo il lavoro di immersione che farà la scuola, il nostro ruolo è quello dell'integrazione, quindi insieme possiamo dare un futuro a questi giovani che ne abbiamo tanto bisogno. L'Italia ha bisogno di giovani che vengono da altri paesi per dare un futuro al nostro mondo produttivo e per dare un futuro anche alle nostre famiglie per la mancanza di natalità. Quindi dobbiamo lavorare insieme affinché diventino cittadini italiani, non solo imparano la lingua, ma devono imparare le nostre regole, devono imparare i loro comportamenti, devono integrarsi e fare con i nostri giovani tutta una cosa. Lei nel suo intervento ha richiamato proprio le regole, cioè, lei è disponibile ma sempre con le regole. Io mi sono permesso di richiamare le regole perché nel passato ho visto degli atteggiamenti da parte di questi giovani non tanto conformi a quelli che sono i comportamenti corretti. Quando hanno bisogno di andare a giocare in campo sportivo basta chiedere le chiavi o basta che qualcuno vada ad aprire il portone, non devono rompere il lucchetto per entrare. Sono dei comportamenti che noi non accetteremo e quindi dobbiamo cominciare ad avere un dialogo con loro, devono cominciare a capire che bisogna rispettare le regole, che saranno trattate come i nostri giovani, ma quando bisogna volere qualche cosa devono chiederla. I dipendenti regionali in stato di agitazione in attesa degli arretrati. Il servizio da Palermo. I motivi della protesta? I motivi della protesta sono di un contratto firmato l'11 aprile e ancora non esigibile. Per questione di rendicontazione la Corte dei Conti ha bloccato la definizione del contratto e quindi tutto è tornato nelle mani del governo per predisporre gli atti necessari alla pubblicazione del contratto stesso. I tempi sono molto ristretti e quindi la necessità di stringere quanto più è possibile e accelerare sui percorsi che
entro dicembre dovrebbero essere definite per poter dare il dovuto riconoscimento economico degli arretrati e dello stipendio aggiornato. Se dovessimo parlare di numeri, quanti lavoratori sono coinvolti? I lavoratori, che sono 10.000 circa, che dovrebbero avere le arretrate e tutto il resto, quindi sono circa 10.000 lavoratori che attendono da molti anni, perché è un contratto scaduto da 5 anni. Questo è un contratto 19-21 e già siamo alla conclusione del contratto 22-24. Il motivo principale è, in breve, un contratto del comparto non dirigenziale 2019-2021 che già è scaduto appunto da 5 anni. In ogni caso, con estrema fatica per colpe governative, era comunque stato firmato a gennaio di quest'anno. Quindi teoricamente i dipendenti si aspettavano febbraio, marzo già almeno i benefici economici in busta paga, e invece siamo arrivati a oggi 7 ottobre e ancora siamo ben lungi, perché per una serie di errori dell'amministrazione adesso il contratto è legato all'approvazione del rendiconto che va alla Corte dei Conti, quindi si rischia di sforare un termine tecnico che è il 30 novembre, per cui lungo da spiegare. Se salta quello, il pagamento di questi arretrati contrattuali e degli aumenti contrattuali rischierebbe di andare al secondo semestre dell'anno successivo. La sagra dei grani antichi a Porto Empedocle, l'intervista di Arturo Cantella al sindaco. Sagra del grano a Porto Empedocle nel fine settimana, un evento molto bello e importante, parliamone. Sì, giorno 12 e 13 di ottobre si svolgerà a Porto Empedocle la sagra dei grani antichi, grazie ad un'iniziativa del nostro amico Tony Rocchetta, che ha durante il periodo di lockdown ripreso e ha avuto la possibilità di entrare in possesso di questo tipo di grano che ormai si era quasi estinto dalle nostre parti, e che è riuscito a rimetterlo in produzione. Si tratta di un grano particolare, di un grano che produce una farina di alto livello, e quindi il giorno 12 vi sarà un convegno alla Torre Carlo V alle 18:30 e domenica si svolgerà in Piazza Kennedy l'apertura di alcuni stand e con degustazione di prodotti da forno prodotti proprio con questo grano, per fare in modo che la gente conosca questo tipo di grano, che è veramente ottimo per la produzione di pizze e altri prodotti da forno, ma che ci consentirà e consentirà anche ai ragazzi, alla gente in generale, di riscoprire questa varietà di grano, un grano particolarmente importante, come avevo detto in precedenza, da tempo ormai quasi estinto, ma grazie all'amico qui presente è riuscito nel tempo a riportarlo in produzione, e quindi cercando di diffonderne anche la conoscenza e la diffusione. Quindi aspettiamo che la gente venga a Porto Empedocle il 12 e il 13 di ottobre, in modo tale da poter insieme riscoprire queste tradizioni. Ecco, sentiamo ora l'ideatore Tony Rocchetta di questa manifestazione. Oggi è importante fare appunto questi tipi di eventi per trasmettere la nostra cultura, soprattutto un patrimonio genetico, perché quando parliamo di grano parliamo della Sicilia, dell'antica Grecia, quindi abbiamo un patrimonio genetico che fa bene sia all'ambiente che alla salute. Grazie a queste attività, diciamo, portiamo un'informazione sia alimentare che soprattutto poi sotto forma di salute, quindi oggi è importante andare avanti verso questo verso. Agrigento sarà capitale della cultura, quindi più bello di questo cosa può esserci? Assessore, ecco, il vostro appoggio a queste iniziative è sempre molto ben accolto. Sì, dopo il successo dell'estate empedoclina, quindi continuano anche ancora gli eventi a Porto Empedocle. Il 12 e il 13 ottobre quindi omaggeremo uno dei grani antichi, in particolare la chiattolina delicatesa, che è un grano pregiato che era stato abbandonato una cinquantina di anni fa a seguito della produzione intensiva, che grazie all'amico Tony Rocchetta era stato reintrodotto nel nostro territorio. Un grano dall'alto valore, qualità, di cui ne assaggeremo anche sostanza e sapori. L'evento vuole essere anche un'anteprima di quella che vedrà la Sicilia regione gastronomica nel 2025, con cui cercheremo di omaggiare una serie di prodotti tipici. C'è un nuovo punto di accoglienza per il Parco Archeologico di Segesta. Vediamo. Intanto oggi da un disastro nasce una grande opportunità. Proprio l'anno scorso eravamo qui e registravamo questo incendio che aveva devastato questo sito importante
ieri ha registrato veramente degli ingressi record, parliamo di oltre 2200 presenze, a testimonianza dello straordinario lavoro che si sta facendo proprio per rilanciare i beni culturali e valorizzare i nostri beni culturali. Io ricordo sempre qual è la mission dei beni culturali, ovvero la valorizzazione, la tutela e la fruizione. Dal disastro una grande opportunità e oggi qui abbiamo sicuramente un'operazione attenta di restyling della parte centrale d'accoglienza, perché come sempre mettiamo al centro il visitatore e il turista. Intanto non è che è da poco che si viaggia visitando i nostri siti, perché per risolvere i problemi devi conoscere i problemi. Noi, il governo della regione, il governo Schifani e l'assessorato ai beni culturali in 2 anni ha tagliato traguardi degni di nota, basti pensare all'Agrigento capitale della cultura e quindi Valle dei Templi, record 1 milione di visitatori, quindi ancora una volta entriamo nella top 10 dei luoghi della cultura, ma la stessa Segesta piuttosto che Selinunte, tutti i nostri siti hanno registrato non solo diciamo record di visitatori, ma anche sotto il profilo degli incassi. Segesta più 13%, quindi a testimonianza che l'avanzo di bilancio, che è utile, viene investito negli stessi luoghi per rendere sempre i nostri siti all'altezza di quella che è la terra più bella del mondo, la terra di Sicilia. Secondo me i beni culturali sono il cuore pulsante di questa isola, i numeri lo testimoniano, stiamo veramente superando tutti i record, si parla della Sicilia, dei beni culturali e del nostro patrimonio in tutto il mondo. La testimonianza è che questa è la direzione, la cultura, i beni culturali sono la prima industria della Sicilia. Siamo contenti, non abbassiamo la guardia e lavoriamo senza soluzione di continuità per accrescere questi numeri e fare, ripeto, la terra di Sicilia la più grande e più bella del mondo. Noi abbiamo voluto un concept store più che un bookshop, dove la Sicilia è presente con il migliore artigianato artistico, soprattutto l'abbiamo fatto per valorizzare il territorio e i tanti artigiani che per noi stanno producendo queste meraviglie. Come vedete il bookshop è proprio ha proprio un concetto fortissimo e legame naturalmente con il territorio e con l'isola. C'è una linea che è proprio dedicata a Segesta, che è la linea di Elimos, è una linea che è stata pensata proprio per questo sito, sia la grafica che i colori, che naturalmente sono linee di merchandising, di borse, di oggetti di tutti i tipi, cancelleria molto bella, insomma si può venire a Segesta anche solo per acquistare delle cose e portarsi via dei ricordi della nostra meravigliosa isola. Devo dire, abbiamo iniziato questo percorso dopo un periodo molto difficile, perché appunto è stato incendiato il parco e molte delle nostre attività sono ridotte in qualche modo, invece questo momento è proprio il momento della rinascita e noi abbiamo puntato moltissimo sulle risorse umane e moltissimo sulle risorse. Abbiamo un capitale umano straordinario che lavora al Parco Archeologico di Segesta e moltissimo sulle risorse del territorio, appunto, ripeto, davvero è proprio un concept store, cioè la valorizzazione di un intero territorio. Guardi, noi abbiamo fatto questo importante investimento, perché tutto quello che vedete è un investimento privato senza nessun sussidio, proprio ci credevamo moltissimo nella possibilità di investire su questo territorio proprio per offrire a chi arriva al Parco Archeologico di Segesta e non solo, chi arriva appunto a visitare l'intera zona, di essere proprio un punto di riferimento importante. Io credo davvero che gli attrattori culturali possano essere il motore per lo sviluppo territoriale, cioè soprattutto in luoghi come la Sicilia, dove l'archeologia è sicuramente uno degli attrattori più importanti e motivi per la destinazione turistica. Ce ne sono tanti di progetti, perché dalle ceneri si rinasce e noi abbiamo voluto rinascere da quell'occasione così terribile. Ci sono altri progetti in corso, per esempio l'adeguamento dei percorsi che ci portano al Tempio per i diversamente abili, parliamo di diversamente abili della vista, motori, anche sordomuti. La parola magica è servizi sempre più di qualità e numeri ci danno risposte concrete. La nostra stagione teatrale ha avuto oltre 15.000 spettatori, chiuderemo l'anno probabilmente con 350.000 visitatori, la Sicilia sta vivendo un momento importante e noi vogliamo dare il nostro contributo. Questo è il lavoro lungo di un anno, perché questo territorio produce qualità. A Messina
104esima stagione della Filarmonica Laudano. Quest'anno un ricco cartellone come da tradizione, quest'anno un cartellone con all'interno dei percorsi musicali. Noi puntiamo sempre quello, la tradizione della Filarmonica Laudano è proprio questo, puntare ai percorsi musicali. Quest'anno è l'anno delle corde e non solo, abbiamo 3 violoncellisti importanti, abbiamo anche pianisti, abbiamo anche violinisti, quindi abbiamo 3 chitarristi di altissimo livello come Giulio Tampalini, Yamandu Costa, Francesco Buzzurro, abbiamo anche Ingrid Flitter, la pianista, la grande pianista specializzata in Chopin, argentina, che per la prima volta viene alla Filarmonica Laudano. Quest'anno è stata anche presidente di commissione al premio Busoni. Quindi apriamo alla grande con l'orchestra d'archi della Filarmonica del Comunale di Bologna e il grande violinista Davide Alogna. Quest'anno come novità abbiamo la biglietteria elettronica, quindi tutti quanti possono in qualsiasi momento acquistare il biglietto, abbonarsi online in qualsiasi momento, quindi noi aspettiamo sempre il pubblico, tanto pubblico al Palacultura. Quest'anno tra le novità un cartellone, un libretto tutto dedicato ai giovani, quindi ci saranno matinee, incontri musicali, che quest'anno sarà la 3ª edizione della Filarmonica Laudamo Incontra, proprio qui alla Sala Laudamo grazie alla collaborazione del Teatro Vittorio Emanuele, dove alcuni artisti di chiara fama il lunedì pomeriggio e non solo, anche ci saranno qualche appuntamento di giovedì, incontreranno i ragazzi per una divulgazione della musica e anche un confronto con i ragazzi. Siamo giunti allo sport calcio. Carmelo Lentini ci parla dei campionati di eccellenza e promozione. L'Unità Sciacca, stiamo parlando di eccellenza, non riesce a superare nell'anticipo del sabato la forte Parmonval e quindi ne soffre la classifica che la relega ben lontana dalle alte sfere. Si conferma sempre più leader il Forte Athletic Club Palermo, che esce imbattuto dal campo del San Vito Lo Capo. Grazie alla striminzita vittoria sul Castellammare, il Città di Gela si posiziona ad un punto dalla vetta, a ridosso proprio della capolista palermitana. Il prossimo turno l'Unità Sciacca sarà impegnato sul campo dell'Accademia Trapani. Nel campionato di promozione, il girone C, l'Aragona rischia grosso con il Nicosia, che riesce a passare prima con Castelli, poi ci pensa il bomber Beppe Gambino a rimettere in parità il risultato. Vince con una quaterna invece il Camarat, che surclassa il povero San Sebastiano con il risultato di 4-0. Le reti sono di Bamba, che ha segnato una doppietta, poi Marrone e Federico. Cade a vittoria invece il Casteltermini contro la locale Santa Domenica con il più classico dei risultati, 2-0. La doppietta vincente è stata segnata da Rabagliati. Buon pari del Gemini nella partitissima esterna di Serra di Falco, vantaggio Nisseno con Condello e pari San Giovannese con Velardi. Infine l'Aragona Calcio ritorna a giocare sul proprio campo. Infatti, non potendo disputare le gare casalinghe al Totorusso per mancanza di collaudo e relativa agibilità, grazie alla fattiva sinergia con il comune aragonese dalla prossima partita interna, la squadra ritorna finalmente a giocare nel proprio storico stadio. Un servizio di basket, la Fortitudo sfiora l'impresa ma perde con Desio. Coach, è stata una partita molto complicata, difficile anche da analizzare, una montagna russa. C'è stato questo calo nel secondo quarto e nel terzo 6 minuti senza riuscire a mettere la palla dentro, però una reazione incredibile, si è sfiorata l'impresa di riprendere questa partita. Cosa è mancato poi alla fine? Ma io direi che questa partita non salvo nemmeno il finale, perché alla fine è facile quando sei in quella situazione lì riprendere un minimo di energia, di inerzia della partita quando fai 2 canestri.
Il problema è l'atteggiamento mostrato e questo ovviamente non è proponibile per il livello del campionato. Dobbiamo alzare e capire che parte tutto da come difendiamo, da come stiamo insieme nelle situazioni di difficoltà. Oggi troppo poco energici per riuscire a essere competitivi con una squadra, complimenti a Desio che ha giocato la sua onestissima partita, mentre noi abbiamo pensato per gran parte del tempo a discutere con gli arbitri, a lamentarsi di un contatto, a lamentarsi di un tiro sbagliato, a tirare giù la testa. Quindi oggi molto male, ovviamente mi assumo tutta la responsabilità della cosa, però è anche vero che la partita di mercoledì aveva dato dei segnali, eravamo stati molto attenti a far vedere che dobbiamo crescere sotto questo aspetto. Bravo Adesio che ha sottolineato le nostre, diciamo, lassità, le nostre difficoltà, e poi il finale, un canestro di più, un canestro di meno, potevi anche magari pensare di portarla a casa, ma onestamente per come è andata la partita, dove siamo stati 37 minuti indietro, non ci si meritava. Cosa è mancato oggi? Forse a livello fisico loro non hanno giocato mercoledì, quindi poteva essere anche quello un piccolo vantaggio. Sì, può essere, ma alla fine credo per tutti che gli allenamenti siano, io spero per tutti gli allenamenti siano più sotto livello energetico, si abbia una spesa maggiore in allenamento piuttosto che nelle partite. Poi sulle scuse, cioè oggi non è che non abbiamo fatto canestro, oggi abbiamo giocato con scarsa energia dal primo minuto e nell'ultimo quarto la nostra energia è sembrata maggiore di quella degli avversari che avevano riposato, quindi non è un discorso che può stare lì. Io credo che sia più un problema di capire quello che sono le necessità della squadra e qual è il livello del campionato, che dobbiamo assolutamente giocare insieme in attacco, ma soprattutto dobbiamo essere più coesi e più cattivi in difesa, perché siamo un po' più giovani, un po' più piccolini, un po' fisicamente più cediamo qualcosa, soprattutto nei ruoli degli esterni. Se non abbiamo combattività facciamo poco. Adesso si torna in trasferta, magari questa energia di essere passati da meno 29 a meno 4 può essere un punto di ripartenza. Ma il punto di ripartenza è che guardiamo martedì come ci presentiamo in allenamento. La sconfitta sicuramente ci darà una motivazione per migliorare i punti che sono mancati oggi, ma non credo che sia la trasferta a Fiorenzuola. Onestamente io la partita la vorrei giocare adesso, cercando di avere subito il livello di energia che abbiamo mostrato nel finale. Con Fiorenzuola ci penseremo da martedì a come affrontarla e quali sono le analisi che dovremo fare. Capitano, è stata una partita veramente difficile, si è sfiorata l'impresa, da meno 29 si è arrivati a meno 4 e fa anche un po' rabbia finendo così la partita. Ma intanto bisogna fare i complimenti a loro, che per 30 minuti ci hanno messo veramente in difficoltà, hanno avuto molta più intensità di noi, che alla fine è stata quella la chiave della partita. Una partita con tanti errori, non bella da vedere secondo me. E fortunatamente siamo riusciti a tirare fuori qualcosa che ci contraddistingue come squadra sempre qua ad Agrigento. Siamo riusciti a finire con la testa alta, con dignità. Stavamo giocando veramente male, sarebbe stato molto brutto perdere in quel modo là, perché mandava un messaggio come se la squadra non lottasse, che in realtà non era quello, semplicemente che ci mancavano delle energie, ci mancava un po' di lucidità. Fortunatamente negli ultimi minuti siamo riusciti a trovare un po' di canestri che ci hanno permesso di avere un po' più di fiducia. Secondo me dobbiamo, che è la cosa importantissima, prendere ritmo e fiducia dalla difesa. Questa è una squadra che non si può permettere quando si fa canestro di essere intensi, di essere aggressivi, di menare, di correre, di difendere di squadra. Secondo me se riusciamo a fare questo click faremo molto meglio. Ci dispiace, ma il merito è anche loro, quindi è giusto che sia così. La reazione è arrivata è arrivata troppo tardi, forse anche un discorso di attenzione durante la partita. Sì, assolutamente, ma più che altro di responsabilità individuale difensivamente. Ci hanno fatto tanti canestri attaccando il ferro, ma tantissimi, dove non c'è stato praticamente mai l'aiuto dato debole. Sono cose che si correggeranno, che andremo a migliorare sicuramente durante la settimana e col proseguire delle settimane. Io voglio dire anche una cosa, è una squadra molto giovane, so che veniamo da un'annata difficile,
per tutti, per l'ambiente, per la società, per i giocatori, per chi è rimasto l'anno scorso. Ma io voglio mandare questo messaggio: abbiate pazienza, perché io non so quello che faremo, ma posso garantire che i ragazzi ci impegniamo tutti quanti, non è una questione di voglia o di impegno o di volontà, semplicemente siamo, ma non deve essere un alibi, non lo è assolutamente, mi conoscete, sapete come la penso, ma è un dato di fatto. Una squadra giovane ha bisogno di lavorare molto di più, la società ha deciso di puntare sui giovani, di far crescere i ragazzi, quindi abbiate un po' di pazienza, questo sì. Si è visto anche oggi, abbiamo lottato fino alla fine, questo secondo me è il messaggio importante che siamo riusciti a mandare a tutti quanti. Abbiamo concluso, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.